Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG e caccia agli ultra dell'Udinese che hanno assaltato in Friuli Venezia Giulia un treno dei tifosi del Venezia. Vediamo il servizio e poi ci collegheremo con Filippo Fois da Mestre. Servizio. Un gruppo di una cinquantina di ultra dell'Udinese, spalleggiati da numerosi supporter del Salisburgo, hanno assaltato il treno diretto a Venezia che riportava a casa i circa 1200 tifosi lagunari. È accaduto alla stazione di Basigliano sabato 1 febbraio, poco prima delle 18:10, dopo la fine della partita disputata al Blue Energy Stadium. 2 persone sono rimaste ferite, portate successivamente in ospedale. I tifosi del Venezia erano stati scortati dalle forze dell'ordine dallo stadio alla stazione di Udine. I tafferugli sono durati pochi minuti perché è arrivato l'elicottero della polizia assieme a numerosi equipaggi. Per fermare il treno in corsa, gli ultras di Udinese Salisburgo, giunti appositamente per dare manforte ai friulani con cui sono gemellati, hanno rischiato di essere travolti dal convoglio. Il macchinista li ha evitati solo grazie a una frenata disperata. Appena il treno si è fermato nei pressi della stazione di Basigliano, pochi minuti dopo la partenza da Udine, una cinquantina di ultra incappucciati, armati di bastoni e manganelli, hanno assaltato le carrozze occupate dai tifosi lagunari. Gli scontri sono stati durissimi ma durati pochi minuti. I primi accertamenti consentivano di procedere all'arresto in fragranza di reato di 8 persone, di cui 5 austriaci, un bosniaco residente in Austria, un albanese e un italiano residenti a Udine, e la denuncia a piede libero di un italiano. Le ipotesi di reato per i soggetti sono state quelle di blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza pubblica ufficiale, utilizzo di artifici pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Agli stessi verrà applicata il DASPO. A fine di ripristinare la circolazione ferroviaria, Trenitalia ha fatto giungere a Basigliano un treno a bordo del quale sono stati trasferiti passeggeri estranei all'incontro, mentre i tifosi lagunari sono stati spostati nelle carrozze integre del treno coinvolto negli scontri. La circolazione ferroviaria è stata ripristinata poco prima delle 19:30, mentre il treno interessato è partito poco dopo le 20. Gli arrestati sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida dell'arresto da parte del GIP del Tribunale di Udine e per essere sottoposti a giudizio direttissimo. Proseguono nel frattempo le attività di indagine per verificare la sussistenza di altre ipotesi di reato o anche solo di violazioni amministrative anche a carico di numerosi altri contendenti in corso di identificazione. Servizio di Omar Costantini della nostra redazione di Udine, non si escludono altri arresti nelle prossime ore. Ma andiamo a Mestre da Filippo Fois e Sandro Ponchio per la parte tecnica, perché c'è rabbia e sgomento in città. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo in compagnia di Andrea Tomaello, vice sindaco di Venezia e assessore allo sport del Comune di Venezia, nonché tifoso di vecchia data del Venezia. Ne abbiamo viste parecchie e magari parleremo anche del fatto che ci fossero dei precedenti tra tifosi dell'Udinese e tifosi del Venezia nella gara d'andata, però un assalto alla diligenza come quello che è avvenuto a Basigliano ancora non l'avevamo visto. No, assolutamente no, sono cose sicuramente da condannare che dispiacciono, soprattutto perché insomma, il campionato del Venezia, lo dico appunto anche da tifoso, non sta andando nei migliori dei modi e questi episodi non fanno altro che insomma, aumentare lo sconforto di quella che è la stagione. È un atto violento, un atto assolutamente da condannare, è successo fuori dallo stadio e penso che, come è già stato ribadito da varie istituzioni, i responsabili vadano puniti in maniera esemplare affinché non succedano queste cose, soprattutto perché in quel treno non c'erano solo diciamo, i tifosi più caldi, gli ultras, ma c'erano anche famiglie, ragazzi, persone anche di una certa età che stavano tornando a casa dopo una partita. Quindi un atto... Hai avuto modo anche di parlare con qualcuno che si trovava su quel treno? Ho parlato sì con mi ha scritto qualche persona che conosco e devo dire che insomma chi non è abituato a queste dinamiche ha preso veramente paura, soprattutto c'era qualche genitore con i figli e vedersi bloccare il treno comunque a un orario che era buio anche fuori e sentirsi lanciare i sassi, chi magari è diciamo chi conosce le dinamiche di curva magari sa che queste cose ci sono state nel passato, speriamo non ci siano in più, ma chi magari è una famiglia, un genitore con un ragazzo, sono cose che ti fanno... in mezzo a uno scenario da guerriglia urbana. Sì, assolutamente, hanno preso parecchia paura, oltre al dispiacere
piacere di insomma tornare a casa con 2 o 3 ore di ritardo, perché poi il treno è stato fermo e quant'altro. Quindi la paura è stata tanta. Fortunatamente non ci sono stati per queste persone con cui ho parlato feriti, non ci sono stati feriti compagine diciamo veneziana, però la cosa brutta è che ci sono stati dei feriti anche delle forze dell'ordine, a cui va tutta la nostra stima, il nostro diciamo supporto, perché anche qualcuno della questura di Venezia hanno fatto il massimo. La polizia è intervenuta poco dopo, il dispositivo di sicurezza c'era, però insomma ne hanno fatto le spese purtroppo in maniera non bella. Proprio l'altro giorno qui a Mestre c'è stata l'assemblea del SAP, il sindacato autonomo di polizia, e neanche farla apposta si era parlato di quello che accade dentro e fuori dagli stadi. Tra l'altro il SAP proprio oggi ha chiesto il daspo a vita per i tifosi, chiamiamoli così, che risulteranno coinvolti in questo assalto. Sì, venerdì mattina hanno anche lanciato questa iniziativa che poi si è svolta nei campi durante questo weekend, ovvero quella di ricordare l'ispettore Raciti a 18 anni dalla sua morte, che è morto durante gli scontri tra Palermo e Catania qualche anno fa, 18 anni fa, e quindi hanno voluto ricordare con un video prima di ogni gara. Fatalità, lo stesso weekend si è svolto questo fatto molto brutto. Chiaramente loro insomma sono preoccupati, perché ogni domenica escono a cercare di garantire la sicurezza negli stadi, quindi a quello che deve essere un divertimento, e qualcuno ogni tanto ne fa le spese, e penso che la loro diciamo richiesta di daspo a vita per chi compie questi atti possa essere anche sostenuta o in qualche maniera accolta, visto insomma l'entità dei fatti. Certo, anche se poi dobbiamo dire che poi, vedendo la lista degli arrestati, siamo proprio in chiusura. Ci sono 5 austriaci, c'è un bosniaco, un albanese. Io non credo che questi siano interessati al campionato di calcio italiano, vengono qui solamente per creare guai, però insomma comunque qualche segnale bisogna darlo anche su quello. Noi ringraziamo Andrea Tomaello e restituiamo la linea allo studio. Molte grazie a Filippo Fois e a Sandro Ponchio. 10 anni fa la sanguinosa rapina con sparatoria a Ponte di Nanto, venne assaltata la gioielleria di Roberto Zancan e intervenne sparando un benzinaio, Graziano Stacchio. Andiamo in diretta da Carlo Alberto Inghilleri. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Portiamo indietro le lancette dell'orologio a 10 anni fa, 3 febbraio del 2015, e qui nel Vicentino, sulla Riviera Berica, a Nanto, improvvisamente si scatena l'inferno. Esattamente dove ci troviamo in questo momento arriva un comando armato di banditi che dà l'assalto alla gioielleria che all'epoca si trovava a un centinaio di metri da dove ci troviamo in questo momento noi. Sono con Gio Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, e con il benzinaio eroe, il protagonista di quell'episodio, Graziano Stacchio, che è qui con noi a 10 anni di distanza per rivivere quei momenti terribili. Che cosa ricorda? Beh, ricordo tutto, perché è impossibile dimenticarselo, ti rimane nella mente, è indelebile una cosa così. Ho parlato proprio con la ragazza che era lì, la Jenny Senigallia, proprio la settimana scorsa, ed è ancora turbata lei da quel episodio. Stiamo parlando, lo diciamo ai nostri telespettatori, stiamo parlando della commessa che si trovava all'interno della gioielleria di Roberto Zancan. Era lì da sola e Graziano Stacchio la conosceva bene, per questo decise di intervenire, imbracciò il fucile da caccia e si scatenò un conflitto a fuoco terribile. Ci sono ancora, chiedo anche al collega Federico Cibotto, che ringrazio, che è qui con noi, ci sono ancora i segni di quel conflitto a fuoco. Vedete, sono state messe anche le targhe 3 febbraio 2015. Quello è uno dei colpi sparati dai banditi. Insomma, un altro è qua, guardate, venite, guarda, facciamo vedere, Federico, qui ce n'è un altro. I banditi iniziarono a sparare contro Graziano Stacchio, che era intervenuto con il suo fucile da caccia per dare un segnale. Lei non voleva assolutamente uccidere, però purtroppo un bandito fu colpito a morte, dopo un po' morì dissanguato.
Purtroppo è andata come è andata, aspettando i carabinieri e polizia che mai arrivava, io li contrastavo per farli scappare, ma così non è andata. Poi me lo sono visto arrivare addosso e lì ho sparato un colpo così che non sapevo neanche di averlo colpito, perché ho visto scappare e i suoi compagni l'hanno abbandonato a sé, al suo destino, e così è andata. Il dispiacere rimane ancora ad oggi, perché ti rovinano 2 volte, non è una cosa normale. Però lì. la domanda che le faccio è: lo rifarebbe? Quello sì. E l'ho pensato tante volte, ma il pensiero della ragazza no. Lo fai, ma forse anche lo fai con più cattiveria, perché ho visto che non è cambiato niente. Non è cambiato niente, questa è l'amara riflessione di Graziano Stacchio, che poi è diventato un testimonial della legittima difesa. Qui siamo con il consigliere regionale Gio Formaggio. Gio, lei all'epoca era sindaco di Albettone, accorse sul posto e subito fece stampare delle magliette. Io sto con Stacchio, che direttore, lo ricordiamo anche ai nostri telespettatori, questo hashtag fu poi rilanciato a poche ore di distanza da quella che oggi è diventata il premier italiano, Giorgia Meloni. Io sì, Giorgia Meloni è venuta a far visita con me a Graziano Stacchio. In quel periodo bisognava stare con Stacchio, ma quello che mi fa ridere oggi è che il PD mi ha scimmiottato la maglietta. No, questa è l'unica maglietta fatta dal PD con "io sto con Stacchio, liberi dagli sciacalli", come che io fossi stato uno sciacallo a stampare le magliette, a dare assistenza legale, a fare tutto quello che ho fatto per Graziano, perché Graziano, oltre ad essere un amico, è stato un eroe, ed è la persona che vorresti come vicino di casa. A me piacerebbe avere il coraggio. Prima hai chiesto a Graziano se lo rifarebbe ancora e ti ha detto di sì. Ecco, a me piacerebbe avere il coraggio di Graziano Stacchio in quel momento, la freddezza che ha avuto in quel momento per salvare una sua amica, una persona. Quindi Graziano è una persona per bene che uno vorrebbe come vicino di casa. Eppure il dibattito politico sulla legittima difesa è ancora aperto, non si è ancora concluso, non si è ancora chiuso. Oggi però c'è un governo di Fratelli d'Italia. Perfetto, ma oggi, a distanza di 10 anni, di magliette rosse non ce ne sarà nessuna qua, perché hanno preso la palla al balzo per fare un po' di politica. A distanza di 10 anni Gio Formaggio e tutti gli altri saranno ancora qua a ricordare e a ringraziare Graziano Stacchio. Ecco, però Fratelli d'Italia, che oggi al governo, cosa farà per la legittima difesa, visto che vi siete schierati sin dall'inizio con Graziano Stacchio? Ma abbiamo appena sentito anche il senatore De Carlo e si sta muovendo sia per la legittima difesa. Fratelli d'Italia cambierà questa legge, sono stati fatti dei passi in avanti, non bastano, dobbiamo andare ancora avanti e il mio impegno è quello di continuare a chiamare chiunque che ci dia una mano. Ecco, stasera proprio qua nel posto dove ci troviamo, nell'area di servizio di Graziano Stacchio, ci sarà un brindisi, una cerimonia per ricordare i 10 anni da quel conflitto che segnò per sempre la storia della Riviera Berica, del Vicentino, in qualche modo del Veneto, ma anche una storia che ha segnato il dibattito politico a livello nazionale proprio sulla legittima difesa. Stasera alle 19:30 si lancerà appunto questo brindisi e poi Gio Formaggio e Graziano Stacchio, lo diciamo già ai nostri telespettatori, direttore, lo anticipiamo? Domani saranno ospiti al grande Focus di Rete Veneta. A domani. Bene, domani sera su Focus con Gigi Bacialli, Graziano Stacchio e Gio Formaggio. Se non avete domande da studio vi restituisco la linea, poi stasera ovviamente saremo qui per raccontarvi in diretta la cerimonia, la celebrazione di quei 10 anni dal conflitto a fuoco di Ponte di Nanto. Restituisco la linea allo studio. Grazie molte Carlo Alberto Inghilleri e Federico Cibotto per la parte tecnica. Domani sera, è vero, Gio Formaggio e Graziano Stacchio in diretta a Focus, per cui non perdetevi la puntata di domani e ovviamente ci saremo anche stasera. Andiamo adesso in diretta a Mogliano Veneto, perché è stato bloccato appena in tempo un 39enne che minacciava di incendiare la casa in cui si trovava anche la nonna. Andiamo da Cristian Arboit. A te, Cristian. Vai.
Sì, direttore, buongiorno da Marocchesa, località di Mogliano Veneto. Siamo proprio sul confine con Mestre, la provincia di Venezia. Puoi vedere lo stabilimento delle Generali, è una zona molto conosciuta, zona dove questa notte si sono vissuti attimi davvero concitati, per certi versi drammatici, quando una signora ultraottantenne ha chiamato il 112 dicendo che era minacciata, era sotto minaccia dal nipote, che il nipote stava minacciando appunto di incendiare casa, l'abitazione dove quest'uomo di 39 anni vive per l'appunto con la nonna e il nonno. Quindi una situazione veramente difficile. Quest'uomo di 39 anni, già gravato da numerosi precedenti di polizia e probabilmente in preda, forse senza probabilmente in preda agli effetti di alcune sostanze stupefacenti, perché il soggetto è noto come assuntore, è seguito dal SERD e anche dai servizi sociali. Resta il fatto che sono stati attimi concitatissimi, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, accorsi in massa, i carabinieri di Zero Branco, i carabinieri di Treviso, che in qualche modo sono riusciti a riportare la situazione alla calma. Hanno anche rincorso quest'uomo che inizialmente si era dato alla fuga e che a un certo punto li ha addirittura minacciati con un fumogeno acceso. Ha di fatto gettato loro contro un fumogeno, quindi insomma attimi di autentica follia. Qui con me lo saluto e lo ringrazio, c'è Leonardo Muraro, vice sindaco di Mogliano, tutti lo conoscete, che è anche la delega alla sicurezza. Muraro, è stata veramente una notte molto brutta per questa famiglia di Mogliano e per l'intera comunità. Buongiorno a tutti, è stata una notte brutta, una domenica sera molto brutta, devo dire grazie alla professionalità dei vigili del fuoco, dei carabinieri, non ci sono state persone che si sono ferite, non c'è stato spargimento di sangue. È sicuramente una situazione molto difficile se pensiamo a delle persone anziane che vogliono bene al proprio nipote e sono costrette poi a condividere con lui questi momenti terribili per loro stessi, ma credo anche per lui che ovviamente non starà tanto bene quando non sta bene una persona quando una persona raggiunge certi limiti. Ecco, possiamo parlare, abbiamo raccolto delle testimonianze tra l'altro, di una coppia di anziani che è un po' ostaggio di questo nipote. I vicini di casa, i pochi vicini di casa che ci sono, perché siamo in aperta campagna, ci riferiscono di urla continue, frasi molto forti contro questi anziani che hanno tra gli 80 e i 90 anni, quindi soggetti che invece avrebbero bisogno di un'altra tranquillità. Quindi c'è un risvolto proprio familiare, umano. Il soggetto è assistito dal SERD, dai servizi sociali, però molto spesso voi stessi, anche come comune, avete le mani legate. È seguito anche dai nostri operatori. Sicuramente il problema è che non ci sono delle norme, non ci sono delle leggi che permettano di eseguire determinate azioni. Io mi auguro che adesso, in questo momento, il procuratore, quando esaminerà la sua situazione, riesca a trovare un percorso di recupero per questa persona, per questo quarantenne, che sia sanitario in primis per il problema delle assunzioni di sostanze stupefacenti, educativo poi anche perché credo che due persone anziane non possono vivere quotidianamente con il terrore che succedono queste cose. Quindi che per un po' venga allontanato da casa, sostanzialmente lei chiede questo. Ma che venga allontanato, che venga studiato un percorso sanitario e anche di educazione a questo soggetto, perché è pericoloso anche per quanto riguarda il contesto locale, perché siamo in un'area dove è facile che succeda a casa, ma può essere anche facile che succeda in centro a Mogliano o in qualche altra area della nostra città. Lei dice poteva andare in escandescenza in qualsiasi altro luogo della nostra città, magari anche durante il mercato. Quando non si è lucidi dopo l'assunzione di certe sostanze, ovviamente vediamo purtroppo in questo paese succedono tante di queste cose, per cui si chiede anche che ci sia maggiore garanzia per le persone per bene. Grazie Leonardo Muraro, vice sindaco di Mogliano, assessore alla sicurezza. Questo soggetto, questo 39enne, si trova proprio in questi minuti sottoposto a giudizio per direttissima. Vedremo quali saranno le determinazioni della giustizia trevigiana. Per il momento, da località marocchesa, Mogliano Veneto, è tutto con Nicoletta Rizzetto, direttore. Ti restituisco la linea. Grazie molte a Cristian Arboiti e a Nicoletta Rizzetto.
Vediamo il giallo di Borgo Veneto, ancora non è chiaro cosa sia accaduto nella villetta in cui è stato ritrovato morto con un colpo di pistola al petto, un 59enne, mentre la sua compagna, che era in terapia intensiva, poche ore fa si è risvegliata. Sentiamo il servizio della nostra redazione di Padova. Si è risvegliata la 55enne, trovata in fin di vita mercoledì scorso accanto al corpo senza vita del compagno Silvano Vigato. Le sue condizioni di salute però sono precarie e ancora non le consentono di essere interrogata dai carabinieri. Solo il suo racconto potrà chiarire cosa è accaduto all'interno della villetta di Via Rossini nella frazione di Meiadino San Fidenzio a Borgo Veneto. Le prossime ore dunque potrebbero essere cruciali per la risoluzione del giallo. La 55enne è stata estubata, ma i medici della terapia intensiva e dell'ospedale di Schiavonia ancora non possono escludere completamente che ci possano essere stati danni neurologici permanenti. Mentre per Silvano Vigato ci sono pochi dubbi, l'uomo si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola al petto con l'arma che deteneva regolarmente e che è stata ritrovata accanto al suo corpo, restano i dubbi per quanto è accaduto alla 55enne. L'autopsia e l'esame tossicologico che verranno eseguiti nei prossimi giorni sul corpo del 65enne chiariranno se prima di uccidersi abbia assunto qualche farmaco o sostanza nociva. I dubbi riguardano i momenti che hanno preceduto la tragedia. Una vicina ha raccontato di aver sentito litigare e poi il silenzio. Gli esami tossicologici condotti sulla donna invece hanno dato al momento esito negativo, ma da un secondo controllo i medici hanno evidenziato qualche segno sul suo corpo, forse provocato da una colluttazione. L'ipotesi del tentato omicidio-suicidio non è mai stata scartata dai carabinieri, ma solo la 55enne, quando potrà parlare e se ricorderà quanto è accaduto, potrà confermare o meno questa tesi. La politica, sono bastati pochi giorni per sfondare il tetto delle 55.000 firme nella campagna della Lega Il Veneto ai Veneti, perché il prossimo presidente della regione sia comunque o il presidente Zaia o un altro leghista. Andiamo in diretta da Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore. 300 piazze del Veneto in questo fine settimana. Vedete, io sono in compagnia di amministratori leghisti. Qui con me c'è anche l'onorevole Alberto Stefani, che è il segretario regionale del partito. La campagna elettorale, insomma, la corsa verso le regionali ormai è iniziata e si parte proprio dai gazebi, con grande soddisfazione per questo risultato di questo fine settimana. Sì, risultati davvero importanti, perché abbiamo superato le 55.700 firme, abbiamo aperto gazebo in oltre 300 piazze del Veneto e siamo lì non solo per raccogliere le firme, ma anche per ascoltare i veneti, per ascoltare le loro proposte, le loro segnalazioni, anche le loro critiche qualora servissero per migliorare, ma siamo lì soprattutto per metterci la faccia. Quello che la politica deve fare è proprio questo: scendere in piazza, ascoltare i cittadini, ascoltare le loro richieste e cercare di tradurle in realtà. Per quanto riguarda i rapporti con il centrodestra, si continua a parlare, vista delle regionali. C'è previsto anche un incontro in settimana proprio sulla questione Veneto. Sì, so che in settimana c'è un tavolo di centrodestra a livello nazionale. Noi come Lega a livello regionale abbiamo solo dei tavoli che sono quelli sotto il gazebo, quelli per ascoltare i veneti, quelli per sentire cosa hanno da dirci, ma soprattutto per capire qual è la strada migliore da percorrere. Noi vogliamo percorrere questo cammino insieme a loro e il fatto che questi gazebo abbiano ottenuto degli ottimi risultati credo siano un segnale di cosa la gente vuole dalla politica. Una politica che ascolti, che sia umile, che si metta al servizio dei veneti e che soprattutto sia in grado di annotare le loro richieste e possa un domani portarle ad essere realtà. Questo è quello che deve fare la politica. Allora, ringraziamo l'onorevole Alberto Stefani. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin e chi era con Valentina Visentin? A Cristian Roca Allende, grazie molte. Andiamo avanti con la cronaca, poi riprenderemo con altra politica e con gli incidenti stradali. Ce n'è stato uno poco fa, vediamo il titolo
del Messaggero del Veneto, è uscito fuori strada ed è finito contro un albero, è morto un ragazzo di 22 anni, l'incidente a Faletto Umberto, siamo in zona Tavagnacco in Friuli Venezia Giulia, l'auto è andata completamente distrutta, guardate, un disastro, proprio lo schianto contro un albero, quest'auto si è disintegrata, un altro ventenne è morto e purtroppo poche ore dopo l'incidente in Veneto in cui un altro ventenne aveva perso la vita, vediamo. Un gran bravo ragazzo, lavoratore, beh, adesso è facile dirlo, però è proprio così. È un via vai continuo in strada Cartizze tra Santo Stefano e Saccola, Valdobbiadene, il mattino dopo la tragica uscita di strada costata la vita a Davide Agostinetto, 20 anni appena, operaio alla cantina Ruggeri di Valdobbiadene, dove era stato assunto dopo il diploma all'Istituto Verdi. Rientrava poco prima di mezzanotte da una serata trascorsa in pizzeria, poco distante, a Follo. Per arrivare a casa, in centro a Saccola, doveva percorrere ancora qualche centinaio di metri. Improvvisamente ha perso il controllo della macchina, che ha sbandato sulla sinistra, affondando le ruote nel ciglio erboso e volando in un vigneto, come mostrano ancora l'indomani i pali spezzati e il terreno smosso. Davide è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Era ancora vivo, anche se gravissimo, quando con ambulanza ed elicottero sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo, ma invano, di rianimarlo. A eseguire i rilievi i carabinieri, difficile accertare se si sia trattato di un colpo di sonno, di una distrazione o di una sterzata improvvisa per la presenza di un animale sulla strada. L'unica cosa certa è che David non c'è più. Lui è simpatico, vivissimo e, come ripeto, dedito alla famiglia e al lavoro. Non è stato proprio sfortunato. Parenti e amici si sono stretti alla famiglia del ventenne, molto conosciuta e attiva in paese. Papà Virgilio, mamma Mara, il fratello maggiore Michael, un andirivieni di auto, di abbracci, un'infinita commozione. Ho perso un figlio, sto morendo dal dolore, dal dispiacere, dice il papà, che si è recato più volte sul luogo dell'incidente. Una comunità piccola e unita, colpita da un lutto che segna i volti e gli sguardi. Ci si conosce tutti, li vedi da quando nascono a quando crescono, poi è un vicino di casa, è abituato a vederlo sempre lì nel cortile con suo padre. È proprio un disastro per la famiglia, poveri, mi dispiace proprio tanto. Adesso le parole con cui una ragazza affranta, Giorgia, ha ricordato il fratello sedicenne Gregorio nel giorno del suo funerale a Spinea, ad accompagnarlo il rombo degli scooter degli amici. Un altro ragazzo che ha perso la vita. Non so descrivere la gioia, la felicità, l'emozione e l'immensa gratitudine che provavo. Il 9 luglio del 2008, il giorno più bello della mia vita, sei arrivato tu. Il dono più meraviglioso che i miei genitori e la vita potessero fare. Le parole di Giorgia, sorella più grande di Gregorio Bertoli, hanno colpito i cuori delle centinaia di persone presenti nella chiesa di Santa Bertilla Spinea nel giorno del funerale del suo amatissimo fratello. Strappato alla vita troppo presto, a 16 anni, in sella alla sua moto lungo via Seggiano. Una vita non facile quella di Gregorio, che già da piccolino ha dovuto fare i conti con la malattia. A 7 anni, infatti, ti sei trovato a dover combattere un male immenso, un mostro chiamato leucemia, concomitanza alla morte di nonno. Non hai mai mollato un secondo e hai affrontato il tutto sempre con il sorriso stampato in faccia e la tenacia di chi ha tanta voglia di vivere. La sua tenacia l'ha fatto guarire, insieme all'amore di Giorgia, mamma Iris e papà Daniele. Un ragazzo pieno di vita, amato da tutti, come dimostra la presenza di tantissimi coetanei presenti al suo funerale, stretti in forti abbracci tra le lacrime incessanti. Giorgia si è rivolta anche a Virginia, la ragazza che quella sera era con lui e che ora è ricoverata in ospedale. Da quando c'eri tu, Gregorio aveva una luce diversa. L'unica cosa che ci rincuora un pochino di quel momento tragico, ha concluso, è che non fosse solo, ma sapesse di avere te al suo fianco. Poi la promessa della sorella. Mi hai fatto conoscere il vero significato dell'amore e dell'essere amati, perché sei stata gioia nei momenti di sconforto, perché mi hai dato il motivo
Don Angelo Visentin ha ricordato il cuore con la G e un per sempre disegnato dagli amici. In quel cuore io ci aggiungo un ciao, ha detto, che diventa un arrivederci. Gregorio è stato accompagnato dai suoi amici con il rombo del motore che gli piaceva tanto. Il servizio di Ilaria Marchiori è un destino crudele davvero, aveva sconfitto la leucemia ed è morto in sella alla sua moto. E sul tratto, c'è un tratto maledetto, Cessalto Portogruaro, sulla A4 dove ci sono tantissimi incidenti, c'è un nuovo passo in avanti per la realizzazione della terza corsia. Per fortuna è stato abbattuto proprio a Cessalto uno storico cavalcavia. Prima l'abbattimento della campata centrale in 45 minuti, poi nello stesso lasso di tempo anche le spale del manufatto sono cadute sotto i colpi degli escavatori. In poco meno di un'ora e mezza il cavalcavia di via Vittoria, nato negli anni 60 per unire i due comuni di Cessalto e Ceggia, è stato demolito. Forse quello più iconico dei 5 di Cessalto, perché a ridosso del centro e fra le abitazioni si è svolto tutto in maniera regolare. Un altro passo avanti verso la realizzazione della terza corsia dell'A4 Venezia-Trieste, opera del commissario per l'emergenza finanziata interamente da Autostrade Alto Adriatico nel tratto tra San Donà e Portogruaro. Tutto secondo il cronoprogramma. Dopo la chiusura dell'autostrada alle 20, spostate le barriere di sicurezza e steso il telo ricoperto di un letto di sabbia per attutire la caduta dei detriti dall'alto e salvaguardare quindi la pavimentazione sottostante. Tutte operazioni propedeutiche necessarie per l'entrata in azione degli escavatori che, dotati di cesoie e martelli, hanno operato nell'area a partire dalle 21:30. Con l'intervento di nebulizzatori si è anche impedito lo spargimento delle polveri nell'aria, determinate dalla demolizione. Alle 23 il manufatto era stato demolito. Particolare perché sotto c'era la strada, c'era l'autostrada, l'autostrada A4, quindi importanti tutte le varie operazioni anche per evitare sia disagio alle persone e al manto autostradale. Nelle ore seguenti gli escavatori hanno operato per l'allontanamento e lo sgombero delle macerie, attività necessaria per la riapertura dell'autostrada con la ripresa immediata della circolazione poche ore dopo. Il manufatto è il terzo a essere oggetto di demolizione dopo quelli di Pradipozzo Lison nel comune di Portogruaro e di via Gonelle nel comune di Cessalto. Per gli altri tre manufatti, via Callunga a Cessalto, via Grassaga a San Donà di Piave e via Paludia da None Veneto, tutti in affiancamento a quelli esistenti, si stanno già svolgendo le attività propedeutiche alla loro costruzione. Il nuovo cavalcavia di via Vittoria, allargato per ospitare le tre corsie, ma già predisposto anche per una futura quarta corsia, verrà costruito in poco meno di un anno. Servizio di Nicola Zanetti, vediamo adesso ancora aggressioni negli ospedali, ce n'è una al giorno praticamente. Il presidente Luca Zaia ha postato le immagini del pronto soccorso di Borgo Trento a Verona dopo che 2 notti fa un paziente ha aggredito gli operatori danneggiando la struttura. Un atto di inciviltà inaccettabile, dice Zaia. Chi aggredisce un operatore sanitario commette un delitto dei più ripugnanti. Va insegnato ai bambini, agli adulti e va ricordato anche ai cittadini stranieri che vivono nelle nostre comunità, ha detto il governatore. L'aggressione aveva riguardato un medico e 3 infermieri aggrediti dal soggetto, un cittadino serbo, trasportato in pronto soccorso in condizioni di incoscienza. Al risveglio la violenta reazione con l'aggressione ai danni dei sanitari. E la Guardia di Finanza di Treviso ha confiscato un'abitazione, un garage e 2 laboratori artigianali di proprietà di un imprenditore tessile cinese di recente condannato a titolo definitivo per reati tributari commessi dal 2014 al 2017. Il valore dei fabbricati che si trovano all'interno di un unico complesso immobiliare di Giavera del Montello è pari all'imposta evasa dall'imprenditore circa 250.000 euro. Fino alla confisca erano utilizzati come residenza e sede della sua impresa. L'evasione è stata portata alla luce dalle Fiamme Gialle, basata inizialmente su un incrocio delle informazioni desunte dalle banche dati che hanno fatto emergere una serie di anomalie su redditi e irregolarità nei versamenti
poi confermate dai successivi riscontri. Oltre alla confisca del profitto del reato, il cittadino cinese è stato condannato a 20 mesi di reclusione e alla interdizione di 1 anno dall'assunzione di incarichi direttivi nelle persone giuridiche. Continuano i controlli antidroga delle forze dell'ordine, 2 le persone denunciate dai carabinieri nel fine settimana, e qui siamo a Padova. In tasca pochi grammi di hashish, in casa però i carabinieri gli trovano quasi 2 etti di droga. Guai per un 20enne residente in un comune della cintura padovana, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Per lui una denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio. Tutto è successo sabato pomeriggio in via Montà a Padova, dove gli uomini dell'Arma hanno fermato per un controllo il giovane, trovandogli addosso la droga divisa in 3 involucri. I militari hanno quindi perquisito anche l'abitazione del 20enne, trovando in uno zainetto 2 pezzi di hashish per un peso di 194 grammi, sempre nascosti anche altri 3 involucri di droga corrispondenti a 36 grammi. Il giovane è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Padova. In un'altra operazione, in via Marconi a Roncaglia, i carabinieri hanno fermato e controllato una vettura e hanno trovato addosso a un 28enne 26 grammi di chetamina, una pericolosa droga sintetica. La droga è stata sequestrata e l'uomo denunciato. Servizio di Francesco Rattai. Adesso vediamo la chiusura di un locale che non rispettava le norme di sicurezza. Sospesa la licenza per 45 giorni ad un locale di via San Crispino a Padova. Gli uomini della questura hanno imposto lo stop del questore Marco Dorisio, viste le troppe condotte illecite riscontrate nel locale. Musica senza permesso, somministrazione di alcolici fuori dagli orari consentiti, oltre al fatto che alcuni clienti abituali del locale erano coinvolti in attività di spaccio di droga. Tra gli ultimi episodi, lo scorso 29 novembre la polizia aveva arrestato uno spacciatore che cedeva pastiglie di ecstasy ad un acquirente. Appena il mese prima, gli uomini della questura avevano svolto altri controlli. Era emerso che nelle serate del mercoledì, venerdì e sabato nel locale si tenevano serate musicali in violazione della normativa in materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti. Al momento dei controlli, infatti, effettuati dopo le 3 del mattino, all'interno erano presenti numerose persone intente a ballare e consumare bevande alcoliche, contravvenendo al decreto legge che ne vieta la somministrazione tra le 3 e le 6. Gli stessi ambienti del locale non erano autorizzati ad ospitare attività di pubblico spettacolo, privi dei requisiti di sicurezza, soprattutto in termini di vie d'accesso e di presenza di estintori. La licenza quindi sospesa per 45 giorni e il titolare è stato denunciato per inosservanza alle norme imposte ai pubblici spettacoli. 2 titoli del Corriere del Veneto: la coach di sesso per il cinema, così guido gli attori nelle scene di intimità. E poi Uber tra le colline del Prosecco, la risposta al codice della strada per non tornare a casa al volante quando si è alzato un po' troppo il gomito. Un frate della Basilica di Sant'Antonio, perseguitato da una donna di 72 anni per molto tempo, è stato costretto a cambiare città ed è iniziato il processo contro la stalker. 10 anni di persecuzioni, un calvario che ha costretto un frate della Basilica del Santo a cambiare più volte città per sfuggire alle pressanti attenzioni e molestie di una 72enne. In tribunale a Genova, dove ora vive il frate, il processo che lo vede in aula come testimone. La vicenda, come riporta un quotidiano locale, è iniziata nel 2015 quando la 72enne di origine belga avvicina il frate sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio a Padova. Gli racconta la sua storia drammatica e gli fa credere di essere una malata terminale che ha bisogno di conforto spirituale, ma quando riesce ad avere il numero di cellulare comincia a tempestare di messaggi e telefonate. Il prelato è ossessionata, nonostante il frate le dica di smettere e blocca il suo numero, lei riesce sempre a rintracciarlo grazie a nuovi numeri di telefono. Il frate cambia città e si trasferisce a Bologna, ma la 72enne, attraverso profili social falsi, inizia ad accusarlo di violenze sessuali. Sia un giudice padovano che un giudice bolognese mettono così nei confronti
confronti della 72enne un provvedimento di divieto di avvicinamento al frate e l'obbligo di dimora a Verona. Ma questo non la ferma dal perseguitare il frate anche a Genova. Qui la donna è stata rinviata a giudizio e ora il processo. Il frate, lasciato a Padova e Bologna, è ricorso ad un sostegno psicologico. Andiamo a Tezze sul Brenta, dove l'intervento dei vigili del fuoco è stato provvidenziale perché si temeva che l'incendio di un'auto con le fiamme molto alte si propagassero alle abitazioni vicine. I pompieri di Bassano sono intervenuti in via Guglielmo Marconi a Tezze sul Brenta per l'incendio di un'auto alle prime ore del giorno, in piena zona residenziale. La squadra, arrivata con un'autopompa, ha spento le lingue di fuoco della Volkswagen Golf completamente avvolta dalle fiamme, evitando che il rogo si propagasse alle vicine abitazioni. Sul posto anche i carabinieri, al vaglio dei vigili del fuoco le cause dell'incendio, che pare possano essere attribuibili a un guasto di natura elettromeccanica. Sempre notizie di cronaca, le cosiddette brevi. Vediamo cosa è successo a Gaglio, dove il conducente di un furgone se l'è vista brutta quando ha battuto un lampione della luce con il mezzo che si è rovesciato. Perde il controllo del furgone che sta guidando lungo l'SP76, la strada che collega Asiago a Gaglio. Urta violentemente un lampione della pubblica illuminazione che, cadendo, blocca il passo carraio di un'abitazione e il mezzo finisce rovesciato su di un lato. Miracolosamente illesi il conducente e la giovane passeggera. Allertati i vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Asiago, hanno messo in sicurezza il furgone e rimosso il lampione abbattuto. Sul posto il personale Enel e Sicurezza Ambiente per il ripristino dell'idoneità del manto stradale e i carabinieri che hanno deviato il traffico su arterie alternative per permettere le operazioni di rimozione del veicolo e la messa in sicurezza della strada. Diversi incidenti in montagna. Nella giornata di domenica sono rimaste ferite 2 escursioniste in distinti episodi. Stava scendendo assieme al marito e a un gruppo di amici lungo il sentiero che da San Francesco, in comune di Foggia, raggiunge Valstagna di Valbrenta, quando è scivolata ruzzolando per una ventina di metri in un canalone. Il soccorso alpino di Asiago è stato allertato per dare assistenza e imbarellare l'escursionista, 35 anni, di Castello di Godego, che ha riportato traumi alla testa e a un braccio, oltre a contusioni plurime. La barella è stata quindi sollevata fino a raggiungere il sentiero soprastante, dove è stato pulito uno spiazzo tra la vegetazione, e la donna è stata caricata nell'eliambulanza per essere portata all'ospedale di Trento. Sempre il soccorso alpino di Asiago ha allertato l'elicottero Suem per prestare le cure a una 46enne di Lusiana Conco, che ha perso conoscenza mentre stava passeggiando con il marito e il figlio in località Fondi di Campo Mandriolo a Gallio. La donna è stata elitrasportata al San Bortolo di Vicenza per approfondire le sue condizioni di salute. Oggi in regia Mattia Pizzaia e Tommaso Migotta. Andiamo a Bassano del Grappa, dove c'è stato il crollo di una parte di un soffitto in una scuola ed è in corso il sopralluogo. Sentiamo Alex Giuliano. Alle nostre spalle la scuola primaria Giovanni Pascoli, dove venerdì è avvenuto il distacco di alcuni calcinacci in un'aula, un episodio che ha allarmato le famiglie e che ha causato anche una piccola escoriazione a un bambino rimasto in classe durante l'intervallo, proprio nel momento in cui dal soffitto si sono staccati dei calcinacci. Un episodio che ha aperto quello che è stato definito un po' un vaso di Pandora sulla situazione sicurezza negli edifici scolastici di Bassano. Noi siamo in compagnia dell'assessore Andrea Viero, assessore ai lavori pubblici, perché proprio in questi minuti è in corso un sopralluogo all'interno della scuola. Assessore, che cosa sta succedendo? Quali sono le prime notizie che riusciamo ad avere sull'esito di questo sopralluogo? All'interno dell'istituto scolastico in questo momento c'è una ditta specializzata in diagnostica per l'edilizia che sta eseguendo dei puntuali sondaggi su tutti i soffitti della scuola stessa, in maniera tale da avere una ricognizione completa dello stato di salute.
Ecco, al momento la scuola è dichiarata inagibile finché non verrà appunto concluso il sopralluogo. Oltre 140, per l'esattezza 145 bambini che non sono venuti a scuola oggi, 8 classi. Assessore, si sta cercando una soluzione in tempi rapidi per diciamo una nuova collocazione di questi bambini che non verranno sparpagliati, diciamo, in giro. Stiamo cercando di trovare una soluzione il più rapidamente possibile per evitare appunto i disagi alle famiglie. Appena poi avremo notizie sullo stato di salute dei controsoffitti avremo anche modo, insomma, di aggiornare tutti quanti. E si ripetono episodi di insulti razzisti durante le partite di calcio e poi anche i provvedimenti, una denuncia penale e un daspo di 5 anni per 2 giovani calciatori del San Giorgio in Bosco. Frasi discriminatorie e offensive indirizzate dalla panchina al campo da 2 giocatori del San Giorgio in Bosco a quelli del Real Padova durante la partita di sabato 18 gennaio, valida per il campionato provinciale juniores. A 2 settimane dall'episodio la questura di Padova ha notificato a 2 giovani calciatori non ancora ventenni una denuncia per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e a uno dei 2, autore di commenti razzisti su un sito di calcio dilettantistico, anche quella per diffamazione a mezzo stampa, unita al daspo di 5 anni firmato dal questore di Padova Marco Dorisio. Sono stati convocati e presi a verbale qui in questura i vari protagonisti, attori, quindi sia dai calciatori, responsabili delle società di calcio, e quindi è stata cristallizzata questa situazione dove a più riprese durante la partita per appunto 2 giovani calciatori del San Giorgio in Bosco hanno rivolto frasi a sfondo proprio di discriminazione razziale nei confronti, in ragione del colore della pelle, nei confronti di 3 altrettanto giovani calciatori del Real Padova. Alle denunce penali si affianca il provvedimento amministrativo. Già formalizzato una nota alle autorità federali della Federazione Italiana Gioco Calcio, anche perché per i profili di interesse adottino quelli che sono i provvedimenti di loro competenza nei confronti di questi 2 giovani tesserati. Non dovresti neanche essere qua, scimmia, negro, sei uno scherzo della natura, scimmia, negro, scimmia. Queste le frasi dette agli avversari e da uno dei 2 calciatori, scritte anche nel sito tuttocampo.it, post poi rimosso. Un episodio grave condannato dalla società calcio San Giorgio in Bosco, che resta in attesa delle indagini della Procura federale, a cui la questura ha inviato tutti gli atti. In poco più di un anno nel Padovano 3 i fatti su cui è stata chiamata a indagare la polizia e che hanno portato all'emissione di altri 3 daspo a carico di genitori che assistevano alle partite di calcio e di basket dei figli. Andiamo a Vicenza, dove gli attivisti dei centri sociali hanno rioccupato lo stabile del bocciodromo nel quartiere Ferrovieri. L'immobile ceduto dal comune a Iricav 2 è destinato ad essere abbattuto per i cantieri della TAV. L'immobile che ospitava il centro sociale Il Bocciodromo nel quartiere Ferrovieri questa mattina si presentava così. Apparentemente nulla sembra essere cambiato, nonostante giovedì scorso alla scadenza della concessione fossero state riconsegnate al comune le chiavi dell'edificio completamente sgomberato. Gli attivisti, dopo averlo rioccupato abusivamente questa notte, ora rivendicano lo spazio a simbolo della lotta del quartiere contro la TAV, che prevede l'abbattimento di questo come di altri condomini e abitazioni nella zona. E noi siamo qua e continuiamo a lottare anche perché crediamo che Iricav, cioè chi costruisce il treno ad alta velocità, debba anche mettere dei fondi e sopperire a esempio le famiglie che verranno sfrattate dalle proprie case. Quindi noi siamo qua, noi occupiamo il bocciodromo, noi stiamo qua fino a quando non ci porteranno via, perché appunto crediamo che sia necessario continuare a prendere posizione e a salvare, a prendersi cura di spazi come il bocciodromo. L'occupazione non è stata l'esecuzione di un rapido colpo di mano, ma la conclusione di un corteo verso la mezzanotte composto da un centinaio di persone che da Viale Crispi ha attraversato il cavalca ferrovia Ferretto dei Ferretti, scandendo slogan e sparando fuochi artificiali. Noi siamo qua e occupiamo questo posto perché crediamo che sia necessario continuare a creare collettività e comunità.
il posto dove difendere la città, dove difendere i boschi, dove difendere quello a cui vogliamo bene, quello che viviamo ogni giorno. Il bocciodromo ci dà questa possibilità, un posto che ha un ultimo grande servizio da offrire alla comunità. Andiamo a prendercelo insieme, tutte e tutti. Quest'area, da oggi ufficialmente di proprietà di IRICAV 2, è destinata ai cantieri della TAV. Questa occupazione rappresenta un ostacolo posto da una minoranza verso un'opera di pubblica utilità. Sì, noi potremmo essere una minoranza, ma un anno fa occupavamo il Bosco Lane Rossi e il Bosco di Caalte, un anno fa dovevano abbattere il bocciodromo e noi siamo ancora qua. Noi a quelle persone dall'alto noi rispondiamo che noi difendiamo i territori, noi difendiamo le persone, noi vogliamo vivere una vita degna, quindi noi continueremo a fare quello che facciamo fino a quando le cose non cambieranno. Servizio di Daniele Garbin su questa occupazione non hanno tardato ad arrivare le reazioni politiche e istituzionali dal sindaco Possamai all'ex sindaco Rucco. Sentiamo. TAV, la battaglia politica, si combatte sul fronte dell'alta velocità. Da una parte i cantieri che cambieranno faccia a Vicenza, dall'altra quelli che dicono no. No TAV, gli attivisti che fanno resistenza, che si oppongono, che manifestano. Destino vuole che uno degli edifici che verranno abbattuti dalla TAV sarà proprio il bocciodromo, da 15 anni casa degli attivisti che si stanno battendo contro non solo la costruzione ma anche il concetto di alta velocità. D'altra parte è pure scaduta la concessione per l'utilizzo della palazzina di Via Rossi ai ferrovieri. Gli attivisti hanno traslocato, hanno portato via tutto, hanno restituito le chiavi al comune e poi hanno occupato quello che è rimasto, un guscio vuoto, una palazzina destinata a essere abbattuta. La domanda che viene da farsi è: perché, se erano già dentro, uscire dalla porta per poi rientrare dalla finestra? Se avevano deciso che occupazione dovesse essere, perché prima traslocare? Perché occupare degli spazi che, svuotati, non sono più attrezzati per vivere? Certo è che oggi la reazione politica del centrodestra è forte, a cominciare dall'ex sindaco targato Fratelli d'Italia, Francesco Rucco, che chiede all'attuale sindaco del Partito Democratico di attivarsi per far sgomberare il bocciodromo. Ancora una volta la dimostrazione di un atteggiamento contro le regole, contro l'amministrazione comunale che però deve prendere attraverso il sindaco le distanze in maniera netta e decisa. Quell'immobile va abbattuto per l'alta velocità e alta capacità, non possiamo lasciare spazio a chi non rispetta le regole e quindi provveda immediatamente il sindaco a far intervenire le forze dell'ordine per uno sgombero immediato. E il sindaco cosa risponde? Beh, da parte sua anche Giacomo Possamai condanna l'occupazione. È evidente che non ci possono essere giustificazioni per l'occupazione di un immobile se quell'occupazione è abusiva. Tra l'altro quello è un immobile che tutti sappiamo verrà abbattuto. Per noi è cruciale che il lavoro fatto da questura, prefettura in maniera eccellente in questi mesi possa proseguire, quindi che venga mantenuta comunque la pace sociale, l'ordine pubblico, perché questa è una città che ha bisogno di poter proseguire serena e tranquilla. Ancora Vicenza, dal giornale della città, il quotidiano di Vicenza, ladri acrobati senza paura, ora sfidano anche le telecamere. Vediamo dal giornale diretto da Marino Smiderle un video che pubblica il giornale di Vicenza dove vedete il malvivente che ha raggiunto il terrazzo, si arrampicano dappertutto lungo le canne del gas, insomma succede di tutto. Succede di tutto anche in politica dove si sta parlando molto di una possibile lista alle prossime elezioni regionali del generale Roberto Vannacci, che come sapete è un europarlamentare della Lega, e è intervenuto l'altro giorno qui in Veneto e ha parlato di molte questioni, sempre in linea con il suo libro Il mondo al contrario. Sentiamolo.
Beh, lei arriva da Abano, un territorio vicino al quale c'è Montegrotto, dove si sta facendo la promozione per San Valentino con gli hotel gay friendly. Vabbè, insomma, no, non li ho visti, ma io ripeto, anche su questo aspetto probabilmente non sono stato capito. A me non dà nessun fastidio l'orientamento sessuale delle persone, ognuno è libero di fare quello che vuole. Quello che invece è fastidioso è l'esibizione ostentativa di quelli che sono piaceri o comunque orientamenti personali e che non interessano al resto del mondo. Cioè, quando invece questo orientamento diventa un modello di società futura, allora le cose danno fastidio, perché prevaricano quello che è il senso comune del resto della popolazione. Per il resto, se c'è l'albergo gay friendly, il ristorante gay friendly o la motobarca gay friendly, sono problemi loro, vadano dove vogliano, la libertà è bella proprio per questo. Ma lei ci salirebbe se è invitato? E perché no? Mica sono contagiosi, no? E quindi? Quali sono i prossimi? L'intervista di Anna Maria Parisi della nostra redazione di Venezia Mestre e sul futuro di Roberto Vannacci. Ovviamente la politica locale si interroga, sentiamo alcune reazioni, tra queste quella di Mario Conte e di Fabio Chies. Capiremo un po' qual è la figura e come viene inquadrato Vannacci all'interno del nostro partito e all'interno della coalizione, poi se potrà portare un contributo importante a favore della Lega, io non ci vedo nulla di male, purché non cominciamo con la storia delle condizioni e delle indicazioni che devono arrivare esclusivamente dall'interno del partito e non da forze esterne. Per un big della Lega in Veneto come Mario Conte, la variabile Vannacci va inquadrata con le dovute cautele. Non è un mistero che il generale non fosse gradito a tanti esponenti della Liga ai tempi delle europee, ancorché difeso dal segretario Salvini. I malumori all'epoca furono tra gli ingredienti delle spaccature che oggi faticosamente il partito sembra aver ricomposto in nome della corsa verso Palazzo Balbi. E allora Vannacci sì, forse, ma alle condizioni della Lega e senza penalizzare chi il partito l'ha vissuto anima e corpo per anni. Si era sempre dichiarato indipendente. Ecco, in questo momento noi stiamo raccogliendo la voce dei militanti e dei sostenitori della Lega, che sono coloro che hanno costruito nel tempo la storia di questo partito. Una Lega che non ammette interferenze nei giorni in cui la raccolta firme per chiedere ai veneti se vogliono un candidato governatore leghista a Palazzo Balbi è diventata, per bocca del segretario regionale Alberto Stefani, una mobilitazione permanente. Abbiamo raggiunto 55.704 firme in 8 giorni, fa sapere Stefani, numeri che non si vedevano dal 2019. È il segnale che ci aspettavamo, la Lega è la casa naturale dei veneti. Sta diventando un momento di grande aggregazione del nostro partito che in un momento magari un po' più complicato rispetto ad altri periodi della nostra storia è diventato anche una leva per ricompattare le varie anime e soprattutto ridare entusiasmo a un movimento che vuole continuare ad essere il vero sindacato del territorio. Ma la composizione del centrodestra, Vannacci o meno, è ben lungi dall'essere conclusa, perché oltre ai meloniani di De Carlo resta una Forza Italia che fa del no al terzo mandato una conditio sine qua non. Le leggi vanno rispettate, oggi si dicono 2 mandati come per i sindaci sopra i 15.000 abitanti, per cui la questione riguarda anche me, ma ho sempre detto che alla fine bisogna rispettare le leggi, bisogna rispettare gli equilibri, bisogna anche pensare che dopo di noi possa venire qualcuno che fa bene le cose. Il coordinatore provinciale degli Azzurri e sindaco di Conegliano sottolinea come la battaglia sul nome offuschi la vera urgenza, quella di un programma per le elezioni regionali, programma che anche Forza Italia sta stilando. Ci sono temi su cui fare ragionamenti fondamentali, uno di questi è la sanità, la viabilità. Come Forza Italia e come territorio stiamo mettendo giù delle linee programmatiche importanti e penso che il centrodestra le interpreterà al meglio. Il nodo sanità è da tempo uno dei temi dell'attacco del coordinatore regionale Flavio Tosi e la cartina di tornasole di un rapporto con la Lega che definire difficile è un eufemismo. Basti pensare allo strappo sul caso IRAP e il bilancio regionale, con un partito che si è sentito sempre ai margini della maggioranza a Palazzo Ferrofini. Intanto Chies guarda all'autunno e se nel 2022 disse no a una candidatura in Parlamento, sembra invece pronto stavolta per essere in campo alle regionali. Servizio di Nicola Zanetti. Vediamo Fratelli d'Italia nel bellunese. Monica Mazzoccoli è stata confermata per acclamazione alla guida del circolo di Belluno del partito di Giorgia Meloni. Nel capoluogo ci sarà
tra l'altro l'avvio dei congressi che attraverseranno tutto il territorio provinciale fino al prossimo 8 febbraio. Il circolo di Belluno di Fratelli d'Italia ha rinnovato la propria fiducia a Monica Mazzoccoli, che per acclamazione è stata confermata alla guida del partito nel capoluogo. 51 anni assessora allo sport del comune di Belluno con delega agli eventi per le prossime Olimpiadi. Mazzoccoli ha una lunga militanza nel partito di Giorgia Meloni, che l'ha candidata alle regionali del 2015 e al Senato nel 2018. La nomina di Mazzoccoli ha dato il via al rinnovo dei congressi comunali di Fratelli d'Italia, che coinvolgeranno tutta la provincia fino al prossimo 8 febbraio. Un partito presente su tutto il territorio provinciale. Come stanno andando le adesioni al partito? Allora, le adesioni al partito sono buone. A livello provinciale dobbiamo cercare di riuscire ad essere accattivanti e riuscire ad avere sempre più militanti, perché effettivamente il lavoro sul territorio è fondamentale. E quindi nel pomeriggio doppio appuntamento a Feltre e a Sedico, poi a Quero Vasse e a Falcade, congressi infrasettimanali a Calalzo, Domegge e a Vigo, Lozzo, Lorenzago, Auronzo. Chiusura sabato prossimo con le riunioni dei circoli dell'Alpago, di Longarone, Ponte nelle Alpi e della Sinistra Piave. Il congresso del capoluogo ha fatto il punto sia sul partito in provincia che sugli aspetti politici e amministrativi del territorio, senza scordare le Olimpiadi. Per cercare di avere una visione unitaria, perché molte volte anche i centri più piccoli soffrono un po' di questa visione bellunocentrica o, nel caso delle Olimpiadi, cortinocentrica, ma questo non è vero, quindi dobbiamo cercare di fare squadra. Silvia Caligaro, spesso ospite di Focus. Intanto vediamo, prima di andare in pubblicità, una notizia sempre dal giornale di Vicenza. In chiesa 400 giovani per l'hamburger, fuori ultracattolici e rosario riparatore. Successo per la cena a Trissino, l'insolita proposta dal parroco. I ragazzi sono come semi da coltivare, all'esterno canti per riparare a questo sacrilegio. Insomma, se questo è un sistema per portare i ragazzi in chiesa, mi pare che abbia ragione il parroco. Pubblicità, torniamo subito. C'è molta insicurezza e molta paura nelle nostre città, anche a Treviso, dove nel quartiere San Liberale si parla di spacciatori, troppi spacciatori, baby gang, e allora sono scesi in strada i cittadini. Girare di sera in alcune zone non è sempre sicuro. A San Liberale, dove i cittadini hanno organizzato una sorta di ronde per garantire la sicurezza, abbiamo incontrato un giovane che ci spiega, senza mezzi termini. È preferibile non girare da solo, ma anche se tipo sei un tipo serio, come si dice tra di noi, no? Tipo sei uno bello duro, criminale, come dicono qua, cioè puoi girare anche da solo quanto vuoi, è sicuro. Insomma, se non sei un duro è preferibile non passeggiare in queste zone, ma se hai una compagnia la cosa è diversa. Zone calde un po' ovunque. Ma diciamo che ultimamente tutta Treviso così è stato, come dicono nei telegiornali, è diventata una giungla, no? Quindi ovunque vada, dove ci sono ragazzi della nostra età, così tra i 18 e i 20 anni, così trova caldo dappertutto. I ragazzi si picchiano per farsi rispettare, ma non solo. Sono anche ragazzi di cui non hanno bisogno di fare soldi, così perché magari hanno una situazione familiare non molto buona rispetto a altre persone. Anzi, di solito puntano proprio i loro, diciamo, obiettivi, così le vittime sono quelli che benestanti, no? Figli di papà, così. C'è chi lo fa per divertimento, chi lo fa per portare qualche soldo a casa. Intanto in zona i residenti esasperati sono scesi in strada per passeggiare, un deterrente alla microcriminalità. Abbiamo risposto alle segnalazioni che ci sono arrivate di degrado e spaccio, spiega il presidente del comitato Prima i Trevigiani. Effettivamente abbiamo riscontrato che una problematica qui c'è, quindi abbiamo deciso appunto di intervenire intanto con una passeggiata per verificare, ma stiamo già studiando delle soluzioni per poter riqualificare la zona, uno dei quartieri storici appunto di Treviso, e con degli eventi per coinvolgere anche la cittadinanza e per scacciare appunto questo degrado da questa zona. Non ci vogliamo sostituire alle forze dell'ordine, dice. Il nostro obiettivo è quello di risolvere il problema. Bisogna trovare delle soluzioni in sinergia con l'amministrazione comunale. Altro punto caldo è la zona di Via Roma in città.
Noi lì siamo già intervenuti, abbiamo già fatto delle passeggiate, il problema non è ancora risolto, sappiamo che l'amministrazione ci sta lavorando e noi vogliamo però portare la luce anche sui quartieri periferici di Treviso, perché Treviso non è solo il centro della città ma è soprattutto i quartieri limitrofi. Intanto si allarga il fronte dei sindaci che a causa della mancanza di personale chiedono di poter personalmente fare multe ed erogare sanzioni. Se i sindaci arrivano anche alla provocazione di dire ci mettiamo noi in prima persona a mettere le multe, capite che non è la soluzione, è una provocazione che comunque capisco e posso anche condividere, ma è soprattutto un grido d'allarme nei confronti del governo. Sindaci che possono multare ed elevare sanzioni per mancanza di vigili. Anche se l'approdo in Parlamento è previsto a breve, per promessa del deputato leghista Gianangelo Boff, l'emendamento proposto dal sindaco di Chiarano, che accanto a un sempre maggior numero di colleghi della Marca chiede più poteri in materia di polizia locale, è una provocazione più che una possibilità concreta per il presidente di ANCI Veneto, che però serve a ribadire un allarme serio già lanciato al governo del suo stesso colore politico. Che dia la possibilità agli enti locali, in particolare quelli virtuosi, ricordo che io rappresento 560 sindaci in Veneto che hanno i conti in ordine, non esiste un comune in predissesto, in dissesto finanziario in Veneto e quindi chiediamo semplicemente di avere gli strumenti minimi per poter operare e servire la nostra comunità. Una carenza di organici che spesso si riflette sul tema sicurezza, se da più parti si chiedono presidi di controllo impossibili da organizzare dappertutto. E allora ecco le passeggiate antispaccio e anti-baby gang di San Liberale a Treviso, ma, spiega Conte, non sono ronde. Hanno fatto semplicemente un sopralluogo con dei cittadini che li avevano contattati, però nulla a che vedere con le ronde, metodo che io non ritengo adeguato, anche perché si mette a rischio anche la sicurezza delle ronde stesse. Credo che quando si parla di sicurezza bisogna rivolgersi ai professionisti della sicurezza. L'autodifesa dei cittadini non è mai la soluzione, apprezzo però l'impegno del consigliere Ciamini che raccoglie le istanze dei cittadini e in prima persona è andato a controllare, ma mi ha smentito categoricamente di aver messo in piedi delle ronde. E su questo si è fortemente impegnato anche l'onorevole Gianangelo Boff, che è parlamentare e sindaco di Tarzo. Sentiamo. Io adesso prenderò sicuramente in considerazione, come faccio sempre, le istanze che mi vengono sollevate dai sindaci, esamineremo l'emendamento che è stato posto dal sindaco De Pieri, lo farò vedere al nostro legislativo e se ci sarà la possibilità di dare maggiori poteri ai sindaci, noi siamo sempre dalla parte dei sindaci, degli amministratori e dei rappresentanti del territorio. Arriverà quindi presto in Parlamento l'emendamento proposto dal sindaco di Chiarano che accanto ad altri colleghi sta chiedendo più poteri in materia di polizia locale. Il principio è semplice. Aumentano le esigenze di sicurezza e ordine pubblico, ma i vigili, soprattutto nei piccoli comuni, sono sempre meno. Da qui la necessità di garantire ai sindaci la possibilità anche di elevare sanzioni e staccare multe, eppure di partecipare ai controlli sul territorio. A Chiarano, Cessalto, Meduna di Livenza, i primi cittadini stanno già scendendo in strada con i loro agenti per supportarli nei dispositivi serali, ma il fronte si allarga a tutta la Marca, così da Pederobba. Sono d'accordo con i miei colleghi sindaci, perché noi siamo stati eletti per far rispettare il nostro paese sia dal punto di vista dell'ordine pubblico e per quel che riguarda il codice della strada e soprattutto per quel che riguarda l'abbandono dei rifiuti. Darci un'arma in più, cioè quello di poter sanzionare chi non rispetta il proprio paese, sarebbe una risposta ulteriore che potremo dare alla nostra cittadinanza. Ma c'è un altro fronte che sta facendo discutere e ad aprirlo è stato in settimana lo stesso Boff, autore di un emendamento poi ritirato che di fatto esautora le soprintendenze, affidando proprio ai comuni l'ultima parola sulle decisioni urbanistiche e paesaggistiche, nel mirino i famigerati pareri vincolanti. La cosa che sottolineo è che c'è anche una contraddizione in termini di lingua italiana, perché se io devo chiedere un parere a qualcuno e poi quel parere diventa vincolante, non è più un parere ma è un ordine, e quindi anche qui va chiarito. Il nodo sarà sciolto probabilmente con una legge delega. Il ritiro dell'emendamento, assicura Boff, è stato solo tattico e un primo confronto ci sarebbe stato anche con il ministro alla cultura Giuli. Nessun passo indietro come auspicato dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che aveva bollato la mossa del deputato trevigiano come una minaccia per il paese, tesissimi anche i toni della risposta.
Al FAI vorrei chiedere intanto, visto che loro sono impegnati per l'ambiente, al di là di convegni, gite o presentazioni o consulenze, vorrei capire in buona sostanza, in maniera concreta, sulla base di quanto il FAI utilizza anche di soldi pubblici, l'elenco magari degli interventi a favore dell'ambiente concreti e che fa. Combattere la malattia attraverso una grande passione che nel caso di questo giovane alfiere della Repubblica nominato da Sergio Mattarella è la giocoleria. È andato a incontrare i ragazzi di Rossano Veneto. Una lezione speciale per i ragazzi e le ragazze delle medie di Rossano Veneto che hanno incontrato Andrea Pigato, vincitore del Guinness World Record nel 2020 per la giocoleria e riconosciuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alfiere della Repubblica nel 2021 per i risultati raggiunti nonostante la patologia metabolica da cui è affetto sin da piccolo. Ai giovanissimi ha voluto così raccontare la sua passione per la giocoleria, ma soprattutto la sua sfida con la malattia, per lui uno sprone quotidiano a migliorarsi giorno dopo giorno. È stata una sfida anche quasi personale, perché comunque tante persone soffrono in silenzio, comunque hanno delle problematiche, però come dei guerrieri, dei lottatori combattono la propria battaglia in silenzio. Quindi io sono stato una dimostrazione di questo, però ci sono tante persone che nella loro quotidianità combattono, diciamo, le proprie battaglie. Io sono stato un esempio come alfiere, come è stato detto anche da Mattarella, però ci sono tanti esempi di come affrontare la vita, anche le proprie difficoltà. Bel servizio di Vanessa Banzatto. Torniamo adesso in provincia di Treviso per la questione dei senza tetto. Don Giovanni Kirchner, parroco di Santa Maria del Sile, lancia l'appello sui social per un aiuto all'assistenza notturna di chi è ospitato in chiesa. Ci sono state alcune persone che ci hanno chiamato, che sono venute in più, diciamo, rispetto a quelli che c'erano già prima, perché noi cerchiamo che ogni notte ci sia uno di noi che dorme insieme con gli ospiti. Un appello lanciato tramite i social e che ha trovato risposta. Continua l'impegno della comunità della parrocchia di Santa Maria del Sile a Treviso nel dare ospitalità ai senza tetto. Non gli diamo solo un materasso per terra, ma anche un po' li salutiamo, li accogliamo, gli chiediamo com'è la giornata. Ecco. E poi c'è il turno delle persone che vengono la mattina invece a portare la colazione, anche lì sono arrivate altre persone nuove. Credo che sia una opportunità buona per tante persone di conoscere la situazione di queste persone e di incontrarle e di capirle che poi alla fine non sono neanche poi così diversi da noi. 6 le persone attualmente ospitate in chiesa, alcune fuori, ma la richiesta di asilo in parrocchia è molta. Ogni settimana c'è qualcuno che viene a chiedere un posto, è solo che non riusciamo a gestire più di quel numero lì in questo momento e in questo luogo. Aiuto, ospitalità, un pasto caldo, un luogo dove non sentirsi soli anche se per poco tempo. È quello che Don Giovanni Kirchner offre alle persone e il motivo per cui è diventato noto nel panorama trevigiano e non solo. Gesti che fanno politica più delle parole, ma di cui Don Giovanni non vuole prendersi i meriti. Volto e figura di riferimento nel capoluogo di un'ospitalità che abbraccia l'altro attraverso la relazione e la vicinanza emotiva alle persone bisognose. Io ho cercato assolutamente di non espormi. E io questo capisco che è un po' difficile a livello comunicativo, perché voi andate molto meglio, giustamente, a mostrare le persone singole che hanno una faccia, che hanno una storia, che possono diventare dei personaggi. Però in questo caso la storia non è di un personaggio che dovrei essere io, ma è di una comunità, e io capisco che è molto più difficile dare l'immagine televisiva di una comunità, perché dentro questa telecamera qua una comunità fa fatica a entrarci, però c'è, ed è quello il protagonista vero. Servizio di Edi Kaliman. Si sta parlando molto in Veneto del rischio dazi dell'amministrazione Trump, molte le imprese che temono di veder diminuire il fatturato, soprattutto delle imprese che esportano negli Stati Uniti. Sentiamo la ricetta del Presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza. È finita, vediamo come sono cambiate le cose negli Stati Uniti, vediamo che ci sono paesi che possono dare più soddisfazione degli Stati Uniti.
Aprirsi ad altri mercati è la risposta migliore ai dazi del presidente Trump. Questa è la linea della Camera di Commercio di Treviso e Belluno che con Venice Promex punta a sostenere le imprese trevigiane e venete verso nuove aree di tutto il mondo. Soprattutto anche dopo il tracollo dell'economia tedesca con un brusco calo dall'1,1% allo 0,3% dello scorso anno. Ma sono tutti i mercati europei in grande crisi. Il mercato europeo è un mercato asfittico, siamo completamente immersi da una burocrazia immensa, non ci sono possibilità di crescita in questo momento, andiamo a ricercarle dove ci sono. Le nostre camere italiane all'estero questo lo possono dare perché sono imprenditori che vivono in questi paesi, conoscono le dinamiche, conoscono le difficoltà, conoscono anche i pregi. Quindi la grande abilità dell'imprenditore è quella di continuamente aggiornare la rotta della propria impresa. Temi trattati nella giornata dedicata alle imprese trevigiane e venete quando i responsabili delle camere di commercio italiane in Vietnam, Emirati Arabi, Bulgaria, Colombia e Mozambico hanno raccontato le opportunità in settori come edilizia, legno arredo, moda, forniture ospedaliere. Territori dove il successo arriva un po' per caso e un po' per il saper fare tutto italiano, come nel caso del presidente della Camera di Commercio del Mozambico. Avevamo un problema durante il Covid di 2 autisti e 2 cuochi, non sapevamo se licenziarli, li abbiamo messi a fare la passata di pomodoro con tecnologia italiana, la cosa è piaciuta addirittura alla Total, il quale ci sta finanziando un progetto di costruzione di una fabbrica di pomodoro su al nord. Però uno dice, sì, mi scoppia successo, ma magari mi scoppia anche una rivoluzione. La Camera ti aiuta a capire quanto è incerto, in questo momento noi viviamo dei giovani che vogliono un cambiamento e questo governo sta portando il cambiamento, quindi noi siamo tranquilli che ci sono gli investimenti che continueranno ad avere successo. E il turismo rimane il cardine dell'economia del Veneto, è un'iniziativa a Villorba, il patentino dell'ospitalità proprio per gli operatori turistici. È un'opportunità per i nostri operatori turistici, ma non solo, per tutti quelli che vogliono essere preparati al turismo che a Villorba sta aumentando. 4 incontri tematici riservati alle attività ricettive e commerciali di Villorba, al termine dei quali si potrà ottenere il patentino dell'ospitalità, accreditandosi come operatori qualificati in un comparto, quello turistico, in continua crescita. Ogni anno sono oltre 100.000 i visitatori che soggiornano in alberghi, B&B, agriturismi del Villorba. Di questi oltre 30.000 sono visitatori stranieri. È un turismo che soggiorna qui 2 o 3 giorni, vista la vicinanza con Venezia, visti gli eventi importanti che stanno arrivando anno per anno. Turismo culturale grazie al patrimonio storico e artistico di Villorba con le sue 18 ville venete, ma anche sportivo vista la presenza del Palaverde che insieme all'Arena della Marca fa da palcoscenico ad eventi musicali che attirano fino a 90.000 spettatori. Il primo corso al via il prossimo 17 febbraio per un progetto che punta a promuovere e valorizzare il ricco patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico del territorio, coinvolgendo attivamente gli operatori turistici locali. È un percorso che porta gli operatori a diventare imprenditori del turismo, è necessario, il mercato lo chiede, i nostri ospiti lo chiedono, e a portare gli imprenditori del turismo a essere veri professionisti del turismo. Servizio di Francesca Bozza, domenica è stata una domenica ecologica a Treviso con lo stop alle auto in centro, in piazza Rinaldi, l'evento che ha aperto il Green Leaf 2025 con il sindaco Conte che è stato contestato da un cittadino. Treviso apre l'anno Green Leaf con una festa in musica dedicata all'ambiente in piazza Rinaldi e lo scoprimento di una targa che porta impresso il riconoscimento assegnato alla città dalla Commissione europea in tema di transizione ecologica. Ma il sindaco Mario Conte sul palco è stato anche contestato da un cittadino per l'inquinamento dell'aria e ne è nato un battibecco col vice sindaco Alessandro Manera che commenta così l'episodio. Probabilmente questo signore non aveva tanto a fare questa mattina ed è venuto a salutarci, ma è solo uno sprone a fare meglio e anche a convincere chi non la pensa come noi e chi secondo me è contro l'ambiente. Con il contestatore Conte si è poi chiarito e l'ha anzi invitato a proporre suggerimenti e spunti all'amministrazione. 2025 all'insegna dunque dell'ambiente.
Ci dobbiamo aspettare tante manifestazioni, tanti eventi dove spiegheremo le buone pratiche e presenteremo i nuovi progetti. È solo, come ha detto giustamente il sindaco, un punto di inizio e non un punto di arrivo, perché dobbiamo continuare la nostra mappa di sostenibilità che ci ha costituito questo premio, che è un premio che sentiamo forte sulle nostre spalle. Piazza Rinaldi si conferma contenitore di eventi e dopo il Natale diventa il cuore della giornata ecologica dedicata al Green Leaf, con ATS, Contarina e MOM a fare da partner. Gli stand delle associazioni, i giochi per bambini, le iniziative davanti alla Brat e la mascotte, una volpe a cui saranno proprio i più piccoli a dare un nome attraverso un contest. Treviso sente la responsabilità di proseguire sui binari della sostenibilità ambientale. Questo premio vuol dire essere un esempio per le città tra i 20 e i 100.000 abitanti all'interno dell'Unione Europea. Quindi vuol dire che le nostre pratiche sono viste come esempio e, come ci ha detto giustamente il commissario europeo, come delle best practice che ispireranno altre città per fare lo stesso. La forestazione urbana, la rete fognaria, il rifacimento di Via Arsenigo sono piccoli esempi, ma anche grandi per una città come Treviso. Vice sindaco di Treviso Alessandro Manera, pubblicità, torniamo subito. Nuoto paralimpico, stanno lavorando, sentite questi strani, qualcuno col martello qui fuori dagli studi. Nuoto paralimpico, la squadra Swim Lab andrà ai campionati di Lignano. Sogni, e a Vicenza i sogni diventano realtà. Nasce Swim Lab, la squadra di nuoto paralimpico. Nata da pochi mesi, parteciperà al prossimo campionato italiano assoluto che si terrà a Lignano dal 13 al 16 marzo. Un progetto che permette di riempire uno spazio vuoto. In città infatti mancava una realtà come questa. Si parte, quindi è un progetto che mancava a Vicenza da 6-7 anni, è una squadra fatta momentaneamente di 6 persone che vanno dai 9 ai 57 anni, ma è un progetto importante che cresce e crescerà perché sono tante le persone con disabilità fisica, intellettiva che cercano spazi, e sono sicuro che questa nuova associazione darà molto aiuto a queste persone e quindi ha tutto l'appoggio da parte dell'amministrazione. Soddisfatti, felici vorrei dire, perché da 6 anni che attendiamo questo momento, perché da 6 anni nella provincia di Vicenza non c'era una società che o piscina che si dedicasse allo sport del nuoto paralimpico. La squadra di Swim Lab oggi è composta da 6 atleti dai 9 ai 57 anni. Insieme sono pronti a tagliare grandi traguardi, a cominciare da Enrico Giacomin, campione italiano in acque libere del 2024. Mi sono permesso quindi di portare anche delle soddisfazioni. L'anno scorso, come diceva, il fatto di aver vinto il campionato italiano acque libere. Le acque libere è una disciplina all'interno del nuoto paralimpico che sta prendendo sempre più piede e ci auguriamo che possa far parte anche delle Paralimpiadi di Los Angeles prossime. Mi auguro che molte altre persone con disabilità si avvicinino al nuoto e possano avere le stesse soddisfazioni che ho avuto io. È senz'altro possibile. La nostra volontà è stata quella di portare a Vicenza questa federazione che mancava e di, anche oltre all'attività, cercare di trovare magari, chissà mai, qualche campione del futuro. Oggi abbiamo qui Paride, che è un bambino che ha cominciato a fare l'attività con me da circa settembre, è un bambino molto dotato e abbiamo cominciato anche a gareggiare, quindi speriamo che il suo futuro sia in crescita. Quindi chissà mai che sia proprio Paride il campione del futuro? Beh, non lo so. Però una medaglia l'hai già vinta? Sì, questa medaglia che io ho vinto è stata per la mia prima gara e credo che sia fatta di ottone e oro. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri da Vicenza. Insistono i comitati contro l'ampliamento dell'aeroporto Canova di Treviso dopo aver vinto il ricorso. Addirittura dicono tutta l'attività va trasferita alla base militare di Istrana. L'ideale per noi, anche se è un po' forse un sogno, è che l'aeroporto
fosse, come dire, chiuso o eventualmente una parte spostato a estraneo. È netta la presidente di Italia Nostra sul futuro dell'aeroporto Canova di Treviso. Un concetto ribadito venerdì sera nell'incontro con il Comitato No Aeroporto e Legambiente. Le 3 associazioni che hanno vinto il ricorso al TAR Veneto bloccando un progetto di ampliamento di oltre 53 milioni di euro. Non quindi privare il territorio di una risorsa importante come un'aviosuperficie, ma spostarla in un'area più sicura perché meno urbanizzata. Ci sono tanti aeroporti, adesso mi viene in mente Pisa perché è quello che conosco, dove l'aeroporto civile è affiancato all'aeroporto militare, quindi è una soluzione che può essere intrapresa. Sicuramente già una riduzione di voli sarebbe importante, perché di fatto i voli in teoria concessi, i movimenti sarebbero 16.500 l'anno. Invece l'aeroporto di Treviso ha già sforato questo numero, perché siamo già a 22.500, quindi quasi oltre 10.000 voli in più. Il Presidente è consapevole che la battaglia vinta al TAR non corrisponde però alla fine della guerra con Air3 e Salve, che sicuramente ricorreranno sulla decisione del TAR. Diciamo che ce lo aspettiamo, ecco. Però siete già preparati? Preparati. Fino adesso abbiamo fatto le cose come dovevano essere fatte e quindi abbiamo avuto un ottimo esito e quindi continueremo su questa strada. Ora comitato e associazioni sono pronti ad investire ancora su legali ricorsi, attendendo la prossima mossa dei gestori del Canova, con una chiara consapevolezza su voli e impatto ambientale. Noi crediamo che questo territorio non possa sostenere 30.000 movimenti l'anno di fatto. Servizio di Lucio Zanato, mancano ormai poco più di 4 mesi alla dunata triveneta degli alpini a Conegliano. Le penne nere del territorio sono già al lavoro in questi giorni, incontro a Santa Lucia di Piave. Il nostro obiettivo, dice il presidente dell'ANA Sebastiano Favero, è arrivare almeno a 40.000 presenze. Basta ricordare che in Triveneto c'è il 45% dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi questo per noi è un momento importante. Conegliano è importante perché Conegliano è la culla di 3 realtà dei nostri reparti alpini, il 6º, il 7º alpini e il 3º da montagna. Insomma, Conegliano val bene, una dunata triveneta, fa intendere il numero 1 dell'ANA Sebastiano Favero, che ha incontrato i presidenti di tutto il nord-est alla casetta degli alpini a Santa Lucia di Piave, tra un rancio, orgoglio e la solita operatività, un modo per serrare le fila e prepararsi a un grande evento anche nei numeri. Prudenzialmente 40.000 presenze, quindi una presenza consistente, forse anche di più, perché Conegliano, come ho detto prima, è anche un'attrazione, un punto di riferimento importante per noi alpini. Un appuntamento, dice Favero, che vuole parlare ai giovani, per il quale si sta mobilitando non solo la città del Cima, ma tutta l'area del Coneglianese. Conegliano è una città alpina per eccellenza, ci sono 30 gruppi sul nostro territorio, riguardano 17 comuni, per cui una grande adunata triveneta che guarda oltre i confini di Conegliano, perché è una durata di tutto il territorio, è veramente una grande festa che si sta preparando, guardando anche quelli che sono i valori, le tradizioni dei nostri alpini, che sono i valori, le tradizioni, la storia dei nostri nonni, dei nostri genitori, e dovrà essere anche quella delle nuove generazioni. L'appuntamento è per la metà di giugno e seguirà di poco più di un mese la dunata di Biella. Le penne nere coneglianesi sono già al lavoro. Per essere pronti siamo pronti, stiamo mettendo, come ho detto prima, le cose in fila in modo che tutto possa riuscire nel migliore dei modi. L'unica cosa che non possiamo comandare è il tempo, perché ogni tanto questo ce lo domandiamo, però là non possiamo farci niente. L'unica cosa è il tempo. Grandissimi alpini, il servizio di Christian Arboit. Adesso vediamo un aggiornamento del collega Omar Costantini sull'agguato degli ultra dell'Udinese al treno dei tifosi veneziani. Sentiamo. Ecco, in questo momento vedete le macchine, la pattuglia della polizia appena arrivati dalla questura, che stanno trasferendo proprio al tribunale le 8 persone indagate. Vedete in questo momento proprio l'arrivo delle macchine della polizia, chiaramente si sono coperti il volto. Ecco le 2 auto
vedete che sono coperti il volto. Adesso noi ci spostiamo anche per presa diretta per raccontarvi quello che sta succedendo. Stanno entrando in questo momento all'interno del tribunale qui a Udine. Siamo, ripetiamo, all'esterno del Tribunale di Udine, dove in questo momento vengono tradotti gli 8 tifosi protagonisti dell'assalto al treno dei tifosi del Venezia sabato sera a Basigliano. Eccoli che entrano e a questo punto partirà fra pochi minuti, saranno in aula per il processo per direttissima, come ci ha già raccontato Francesco Pezzella. Queste sono le immagini in presa diretta, ripasso la linea allo studio. Grazie molte a Omar Costantini della nostra redazione di Udine. Gli ospiti di stasera a Focus: Diego Cancian, Maria Laura Faccini, Leonardo Padrin, Paola Roma, Simonetta Rubinato, Enzo Siviero e Matteo Zuccol. È tutto per oggi, grazie a Mattia Pizzaia e a Tommaso Bigocci. Vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata.